C'era una volta un frate di nome Kolbe, conosciuto da tutti come Padre Massimiliano. Nato in una piccola cittadina della Polonia, cresciuto in una famiglia povera ma piena di amore, Kolbe aveva imparato fin da giovane il valore del sacrificio e del lavoro. Questi insegnamenti lo portarono a dedicare la sua vita a Dio e agli altri, diventando un frate francescano. Kolbe non si fermò solo alla preghiera e alla meditazione. Con la sua fede incrollabile e un cuore pieno di amore per la Madonna, fondò in Polonia una comunità chiamata Niepokalanów, la città dell'Immacolata. Qui, insieme ad altri frati, diffondeva messaggi di pace e speranza attraverso la stampa. La loro rivista, Il Cavaliere dell'Immacolata, raggiunse migliaia di persone, portando luce in tempi bui. Ma il mondo stava per affrontare una terribile prova. La Seconda Guerra Mondiale scoppiò, portando con sé dolore e distruzione. La Gestapo arrestò padre Massimiliano, che fu deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. Lì, in mezzo alla disperazione e alla sofferenza, Kolbe continuò a essere un faro di speranza per tutti. Un giorno, nel campo, accadde un fatto terribile. Un prigioniero riuscì a fuggire e per questo 10 uomini furono condannati a morire di fame come punizione. Tra questi uomini c'era un padre di famiglia, Francesco, che gridava disperato: «Addio mia sposa, addio miei figli». Fu in quel momento che Kolbe, con passo deciso e un coraggio straordinario, uscì dalle file. Si avvicinò al comandante del campo e disse: «Sono un sacerdote cattolico polacco. Voglio prendere il suo posto perché lui ha moglie e figli». Il comandante, stupito dalla sua audacia, accettò. Kolbe fu condotto nel blocco della morte insieme agli altri condannati. In quella piccola cella, invece di pianti e disperazione, si udivano preghiere e canti. Kolbe guidava gli altri prigionieri, offrendo loro conforto e speranza. La sua fede era così forte che trasformò quel luogo di morte in un cenacolo di preghiera. Dopo 2 settimane, solo 4 uomini erano ancora vivi, tra cui Kolbe. Le SS decisero di svuotare la cella e Kolbe fu ucciso con un'iniezione letale. Offrì il braccio al carnefice con la preghiera sulle labbra e il suo volto raggiante rifletteva una pace infinita. Padre Massimiliano Kolbe sacrificò la sua vita per salvare un padre di famiglia. Con il suo atto d'amore ci ha mostrato che anche nei momenti più bui la luce della fede e della speranza può brillare. La sua storia continua a ispirare milioni di persone, ricordandoci il potere dell'amore e del sacrificio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.